Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo venerdì per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Ovviamente in primo piano le ricerche di Giulia e Filippo che proseguono senza sosta. Il nord-est è mobilitato su tutti i fronti, si cerca dal Piave alla Pusteria, avremo tantissimi collegamenti con il territorio, ma la notizia di questi minuti è che Filippo Turetta è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di tentato omicidio, quindi c'è questo nuovo tassello importantissimo dal punto di vista legale che consente ovviamente degli accertamenti che altrimenti non sarebbero possibili. Noi seguiamo il flusso degli eventi, seguiamo anche la mappa dei soccorsi, la mappa delle ricerche. Il primo punto in questa mappa ideale ci porta a Maserata sul Piave, dove per noi c'è Daniela Sizia con Simone Merlo. Buongiorno Daniela. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Siamo nella sala operativa da dove sono partite nuovamente le ricerche dell'auto di Filippo e di Giulia, i due 22 anni che sono scomparsi, lo ricordiamo da sabato sera. Le vedete alle mie spalle in forza ci sono i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia. Proprio pochi minuti fa, Cristian, abbiamo visto due agenti della polizia che stavano davvero setacciando palmo per palmo un'area verde, quella del Parabai qua a Maserata, alla ricerca si spera di qualcosa, di trovare qualcosa che possa far capire che cos'è accaduto a Giulia ed anche a Filippo. Lo guardate qui dal computer, questa è la zona di Maserata che stanno battendo a tappeto in questo momento tutte le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Perché Maserata? Perché dopo Zero Branco siamo andati ieri, l'avete visto, dove erano partite le ricerche, l'auto è stata vista di Filippo qui domenica notte, è transitata lungo questa strada. Io sono insieme all'ispettore antincendi Luca Foltrana, i vigili del fuoco di Treviso. Intanto buongiorno. Buongiorno a lei. Dunque, le ricerche sono partite da qui, in quanti siete? Noi siamo qui oggi, siamo in circa 23 persone, di cui abbiamo una squadra di fluviali con i gommoni, dei cinofili e delle persone che fanno la ricerca da terra. In più abbiamo la pattuglia dei carabinieri con 3 persone e la pattuglia della polizia stradale che ci fa anche lei da ricognizione come unità di rilevamento. Stiamo battendo la zona che vede l'attraversamento della vettura nel comune di Maserata per poi spostarsi verso Cimadolmo. Abbiamo l'ausilio dei TAS, che è praticamente un'unità che ci permette di mappare e di verificare se ci sono tracce del passaggio dell'autovettura. Ecco, caposquadra Claudio Bertolo, state cercando di ripercorrere un po' la strada che dovrebbe aver effettuato, mettiamo sempre il condizionale, Filippo in questa zona. Sì, noi stiamo in pratica registrando attraverso le squadre che stanno facendo queste verifiche a terra su un dispositivo GPS per poi metterlo in cartografia per rendere ufficiale il passaggio e determinare se può esserci qualche elemento utile per il ritrovamento di qualcosa che può essere utile ai fini della ricerca. Ecco, siete in questa zona perché è passata di qua l'auto, ma perché c'è stato qualche ritardo, perché c'è una motivazione particolare oppure perché si stanno comunque battendo a tappeto tutte le zone? Suppongo di sì, noi siamo coordinati dalla direzione regionale nostra in collaborazione con le prefetture e i carabinieri e oggi ci hanno dato come compito di verificare questa zona qua. Ecco, rimarrete qui tutta la giornata? Presumo di sì, fino a che la luce ci permetterà di lavorare e come diceva il caposquadra le ricerche sono coordinate a livello regionale, per cui ci sono le 4 province interessate: Venezia, Treviso, Belluno e Pordenone. Per cui noi oggi a Treviso valuta il passaggio dell'autovettura nel territorio di Maserata e Cimadolmo. Soprattutto la zona del Piave, quella più... La zona del Piave
guardando eventuali tracce che potrebbero essere state lasciate dall'autovettura. Dunque Cristian, questa insomma è la situazione qui a Maserata, poi noi ci sposteremo per vedere di trovare proprio i mezzi dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia nella zona del Piave per farvi vedere proprio le ricerche. Cristian, se tu non hai domande, io da qui da Maserata ti restituirei la linea. Io ti ringrazio, grazie davvero Daniela Sizzia con Simone Merlo e con tutti i tuoi ospiti. Lo avete capito, la mobilitazione è generale sul Piave così come in altri luoghi del nord-est, anche sul lago di Barcis, in Val Pusteria. Faremo il punto di queste ricerche davvero spasmodiche e angoscianti per certi versi. Nei minuti in cui, nelle ore in cui la Procura della Repubblica di Venezia ha diramato una nota dove certifica, conferma che Filippo Turetta è indagato formalmente per tentato omicidio, ma fra poco ci collegheremo sia con Vigonovo, dove abita la famiglia di Giulia, sia con Torreglia, dove c'è la famiglia invece di Filippo Turetta e dove è possibile che si stiano registrando, che si registreranno delle perquisizioni, perché questo consente di fare l'iscrizione nel registro degli indagati. In attesa di nuovi collegamenti e di segnali da parte dei colleghi sul territorio, vi rimostro questa immagine da computer. Questo è il frame dell'auto, la grande punto di Filippo, che vi abbiamo mostrato ieri sera nel corso dei nostri telegiornali, e l'auto che è stata immortalata a Zero Branco dall'impianto di videosorveglianza di Zero Branco, dove ieri si sono concentrate le ricerche anche nel fiume Zero, un fiume che a Zero Branco percorre anche una traiettoria particolare, è un fiume interrato. Comunque le ricerche hanno dato esito negativo, tanto che oggi si sono spostate perlomeno nel Trevigiano, nella zona di Maserata. Ma riavvolgiamo il nastro, torniamo appunto a questa immagine e alle parole di papà Gino, del papà di Giulia e della sorella. Mezzanotte e 43 minuti, Zero Branco. Eccola in questa immagine che Media Nord-Est può mostrarvi in esclusiva, l'auto guidata da Filippo Turetta, la grande punto nera targata FA015YE, che nella notte tra sabato e domenica è stata registrata dalle telecamere di videosorveglianza. La prima volta che si vede uno scatto delle telecamere dislocate lungo le nostre strade, uno dei frame che certificano i movimenti dell'auto la notte della scomparsa. A solo poco più di un'ora di distanza dal passaggio nella zona industriale di Fossò, registrato alle 23:30, poco distante da dove sono state ritrovate le chiazze di sangue la cui provenienza non è ancora stata accertata. È buio, quindi non si riesce a capire chiaramente quante persone ci siano all'interno dell'auto, se una o due, ma proprio il passaggio in questa zona, dove sembra essersi fermata più a lungo, oggi si sono concentrate le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco. Proprio oggi, nel giorno in cui Giulia si sarebbe dovuta laureare e poi festeggiare con la sua famiglia e gli amici. Noi speriamo sempre che ritorni e cioè non è neanche tanto per la laurea, più ormai, nel senso a me non importa della laurea, mi basta vederla. Sul cancello dell'abitazione in via Aldomoro a Vigonovo, Elena ha voluto ugualmente appendere i fiocchi rossi, perché questa è la giornata di Giulia, quella che lei attendeva da tempo e che oggi, come ha detto il papà, andava festeggiata. Ogni giorno che passa è sempre peggio e anche le forze sento che vengono meno, perché io riposo ma mi sveglio sempre più stanco del giorno precedente. E mi sono svegliato stamattina ed ero distrutto, perché dico io non dovrei essere qui davanti a voi, dovrei essere lì che festeggio assieme a mia figlia. Questo non può essere, no? Nella vita di tutti noi, cioè, un momento di felicità trasformarsi in un momento di dolore non è concepibile, non è concepibile. Rinnoviamo l'appello, fate in modo che Filippo torni, e magari raggiungendolo con qualche messaggio anche di distensione, come abbiamo detto prima.
nessuno vuole fare processi adesso, non è il momento dei processi, vogliamo solo riabbracciare questi due ragazzi. Due famiglie, quella di Giulia e di Filippo, che stanno vivendo ore di angoscia, ma nonostante tutto Elena non ha rabbia, chiede solo di poter riabbracciare la sua Giulia. Io non penso che lui fosse una persona cattiva e nel senso, se ha sbagliato penso che possa anche rimediare al suo errore. Nel senso, spero che ci stiamo sbagliando tutti e che non sia come pensiamo, ecco. L'odio non è per sempre comunque e io sono convinta che odiare non porti da nessuna parte. Io però appunto ho un'unica priorità, che è sapere dov'è mia sorella, tutto il resto non importa. Qualsiasi cosa che sia successa o che succederà non è la mia priorità, ecco. Io più passa il tempo più non so che cosa pensare di questa situazione, quindi io sento solo tanto la sua mancanza e il dolore di non sapere dove sia e se sta bene. Queste le parole di Elena e del papagino nella giornata di ieri. L'odio non è per sempre, ha detto Elena, una frase molto forte. La novità di questi minuti, di queste ore, è l'iscrizione sul registro degli indagati. Ma torniamo a Vigonovo, dove vedo pronta la nostra Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo di fronte all'abitazione della famiglia Cecchettin. Come potete immaginare c'è fermento questa mattina proprio dopo aver appreso questa notizia, ovvero che la Procura ha iscritto nel registro degli indagati per tentato omicidio Filippo Turetta. Questo si legge nel comunicato che hanno inviato poco fa, anche a sua garanzia al fine di consentire le necessarie attività irreperibili. Si legge anche che sono state disposte da questa mattina alcune perquisizioni probabilmente nell'abitazione di Filippo Turetta o in zone limitrofe e in altre zone, ma soprattutto poi il comunicato della Procura termina dicendo che si è deciso di predisporre questo comunicato con l'auspicio che tutti gli organi di informazione tengano conto delle difficoltà e della delicatezza di questi accertamenti e anche ovviamente della sofferenza in cui si trovano le due famiglie coinvolte, la famiglia di Giulia Cecchettin e anche la famiglia di Filippo Turetta, i suoi genitori, il fratello. Ovviamente il rispetto, quello che abbiamo sempre avuto in questi giorni per entrambe le famiglie. Dicevamo, ci troviamo comunque al 6° giorno di ricerche, il cerchio ha iniziato a stringersi già da ieri, soprattutto nel pomeriggio, quando si sono concentrate ulteriori ricerche oltre che nella zona della riviera del Brenta anche a Zero Branco, nel tardo pomeriggio, come poi abbiamo visto anche nei nostri numerosi servizi nel corso delle nostre fasce informative dei telegiornali. Questa mattina un altro briefing da parte di Vigili del Fuoco, Carabinieri e volontari della Protezione Civile, che sono 60 messi a disposizione dalla città metropolitana, un briefing che si è spostato rispetto al luogo di ieri, quindi sempre ad Olo, ma in una frazione a San Bruson, perché ad Olo c'è il mercato, quindi per poter lavorare più in tranquillità. Ricordiamo che continuano a percorrere e a effettuare ricerche nella zona del Brenta, come dicevamo, quindi Brenta, Naviglio, canali scolmatori, fossati e aree comunque attigue alla stregua proprio di ieri. Da poco sono iniziati anche nuovi sopralluoghi nella zona industriale di Fossò, proprio la zona in cui sono state trovate le chiazze di sangue e anche dei capelli. Probabilmente è proprio dall'esito delle analisi degli uomini della scientifica che lunedì mattina all'alba erano lì in quella zona per tutti i rilievi, che si è arrivati all'iscrizione nel registro degli indagati di Filippo Turetta per tentato omicidio, e forse anche perché
sono state analizzate con precisione le telecamere, non solo quelle di videosorveglianza che avevano registrato un passaggio dell'auto alle 23:30 in quella zona, ma anche quelle dell'azienda di fronte, l'azienda Dior, che sarebbero attive 24 ore su 24 e con riprese da varie angolazioni. Quindi la probabilità che abbiano ripreso che cosa sia realmente accaduto in quella strada quella notte è altissima. Forse hanno anche delle certezze che però non vengono ovviamente diffuse perché c'è il segreto istruttorio come sempre. Sì. Questo è il punto fondamentale, soffermiamoci proprio su questo. Probabilmente la videosorveglianza, le telecamere hanno visto qualcosa, probabilmente il condizionale d'obbligo, però non si spiegherebbe altrimenti questa iscrizione sul registro degli indagati. Sì, hai ragione Cristian, il condizionale d'obbligo, ma questa ipotesi è ovviamente molto alta, oltre a quelli che possono essere gli esiti delle chiazze dei capelli ritrovati e comparati con il DNA dei due ragazzi, di Filippo e di Giulia. Noi poco fa abbiamo anche parlato con il criminologo dell'associazione Penelope che sta seguendo la famiglia Cecchettin dall'inizio della vicenda e ci ha proprio detto che comunque vedono di buon grado questa svolta, se così la vogliamo chiamare, nelle indagini, perché ora si agirà in maniera diversa rispetto a come è stato fatto finora. Ecco, abbiamo l'avvocato, lo possiamo seguire in diretta, l'avvocato Tigani che difende la famiglia. Ne prendiamo atto, peraltro la nota è anche molto precisa e le motivazioni sono quelle. Attendiamo gli esiti poi degli accertamenti di cui si parla, non mi sento di commentare oltre, nel senso che c'è stata anche la delicatezza di comunicarci da parte della procura anche questa cosa, ma non vorrei aggiungere molto altro, nel senso che comunque sì, si poteva ipotizzare anche l'iscrizione a notizia di reato di un'ipotesi delittuosa. Sulla scelta dell'ipotesi evidentemente ci lascia ancora delle speranze di poter avere una buona notizia e quindi voglio ancora sperare. Ringraziamo perché anche evidentemente l'attività di indagine sta portando anche a dei risultati, che è una cosa di cui la famiglia ha anche bisogno, come dicevo ieri, e attendiamo fiduciosi ancora. Non vorrei aggiungere altro. Certamente non è una buona notizia, evidentemente, però non vorrei aggiungere altro. Lei ha capito se il passaggio deriva dall'accertamento? No, non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Ci sono immagini da telecamere in quella zona? Non sappiamo niente, sono peraltro dettagli anche molto delicati che anche se sapessi non mi sentirei di commentare. Come ho detto più volte, voglio essere prudenti nelle dichiarazioni, non mi voglio assumere la responsabilità di compromettere passaggi molto delicati di un'indagine che è comunque complessa, per cui anche su questo chiediamo a voi, che siete grandi professionisti, un attimo di discrezione e di pazienza, perché i risultati sicuramente arrivano. Basta. Vi aspettate che potrebbero arrivare a breve questi risultati? Non è che ce lo aspettiamo, ma ce lo auguriamo, perché è un'attesa molto 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 snervante, e anche perché chiediamo che ci siano dei risultati a breve, ma su questo, ripeto, non voglio andare oltre, perché abbiamo visto un dispiegamento di forze quasi senza precedenti, quindi ne prendiamo atto, come ho detto lo apprezziamo, ma certo la preoccupazione è sempre maggiore, evidentemente, perché ad oggi non sappiamo nulla di certo, nulla di dove possa essere Giulia e nulla della genesi di questa storia. Ecco, quindi... Le perquisizioni però questa mattina? L'ho letto però anch'io dai giornali, quindi non so dire né dove, né cosa, né perché. Preferirei attendere. Per evitare imprecisioni, aspettative false, che può dire per cortesia qual è stato l'ultimo avvistamento certo dell'atto? Quando risale? Non lo so, ma è uno degli aspetti dell'indagine di cui non siamo a conoscenza.
proprio perché è un aspetto evidentemente delicato che la Procura non avrà ritenuto di svelare, e io sono anche d'accordo, francamente. Per caso avete sentito la famiglia Turetta? No, io no. Grazie a voi. Ecco, avete sentito? Sì, Ilaria. Avete sentito dunque le dichiarazioni? Ecco, lui è l'avvocato Tigani, l'avvocato della famiglia Cecchettin, dell'associazione Penelope. E avete sentito che cosa ha detto? Ovviamente la famiglia, dopo aver appreso questa notizia, è molto provata. Hanno ribadito quanto è stato chiesto anche dalla Procura, che questa mattina ha inviato questo comunicato, la massima discrezione e il rispetto per le due famiglie. E poi avete sentito anche un dispiegamento di forze quasi mai visto prima. E questo effettivamente è così, perché noi che abbiamo seguito questa vicenda proprio dall'inizio ci siamo resi conto che le forze dell'ordine sono davvero ovunque, stanno perquisendo varie zone anche oltre la provincia di Venezia. L'abbiamo visto, lo stiamo continuando a documentare anche attraverso i nostri collegamenti sul posto, quindi dal veneziano al bellunese al trevigiano al pordenonese. Quando gli è stato chiesto l'ultimo avvistamento, perché ovviamente dell'auto le voci continuano a parlare anche di Austria, però alcune volte vengono smentite, altre volte non si sa, ha detto a questo punto non lo so, perché appunto c'è anche questo dubbio. Rimane il fatto che è stata inviata un'email ai consoli italiani che si trovano in Austria chiedendo di avere la massima attenzione proprio qualora dovessero segnalare o dovessero vedere quest'auto girare in determinate zone. Tue spalle, non so, ok. Allora io per il momento ti ringrazio, Ilaria, grazie. Ecco, sì. Grazie no, davvero. ecco, allora alle mie spalle per... appena... Alle tue spalle chi è? Sì, dicevo solo, Cristian, mi chiedevi alle mie spalle è passato Edoardo Genovese, che è il criminologo dell'associazione Penelope, ma con tutta probabilità lo incontreremo più tardi. Ora le priorità, come potete immaginare, sono altre. Assolutamente. Ilaria, grazie davvero, grazie a te e Sandro Ponchio per la puntualità di tutti questi aggiornamenti. Fra pochissimo andremo a Nord con Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi, che stanno prendendo posizione. Prima però non so, c'è Tiziana, chiedo alla regia, riusciamo ad andare subito da Tiziana? No, non ancora. Allora facciamo così, vi faccio sentire le parole del papà di Filippo pronunciate ieri, quindi prima di questa novità, di questa iscrizione nel registro degli indagati, il papà di Filippo. Ragazzi, se ci vedete tornate. Filippo, amore, siamo qua, ti aspettiamo, qualsiasi cosa sia successa fatevi sentire, venite a casa. Qualsiasi cosa si risolve. Nicola Turetta, all'uscita della caserma dei Carabinieri di Teolo, ripete l'appello accorato a Filippo e Giulia. Il percorso in auto del figlio è ancora poco chiaro. Filippo conserva contanti le zone del bellunese, del pordenonese, dice il papà, le conosceva per la sua passione del trekking. Purtroppo ancora non abbiamo nessuna novità, abbiamo sempre queste speranze che ci lasciano comunque ancora viva di trovarli. Perché però anche queste segnalazioni non si ha ben capito quali siano quelle più reali, insomma, però sembra che ci sia la macchina comunque è in movimento, insomma. La macchina è stata vista in più punti, ma non ci sono conferme degli ultimi avvistamenti, neppure quelli verso il confine con l'Austria. Però le ricerche continuano, c'è la speranza che la cosa si risolva, che i ragazzi soprattutto tornino a casa, stiano bene. Sulla questione della laurea e la possibilità che Filippo fosse preoccupato per questo traguardo di Giulia, papà Nicola risponde così. Lui era orgoglioso di lei che si laureasse, quindi questo aspetto
non lo so, lui gli mancavano ancora 3 esami, quindi sarebbe andato alla sessione di marzo. Filippo sembrava tranquillo. I genitori sono preoccupati per la descrizione fatta finora del figlio e ribadiscono che il ragazzo voleva molto bene a Giulia. Questa cosa sembra che è uscita, che sembra che fosse quasi stalking, che la ragazza, cioè, no, praticamente so che la Giulia ha continuato a uscire, usciva tranquillamente con lui, non è che fosse ansiosa o sapesse di essere, cioè andava, passava il pomeriggio con lui, andava al McDonald's e quindi era tranquilla. Che poi lui avesse forse la speranza di tornare con lei, sì, perché dopo era già successo anche che si erano lasciati anche nella precedente, ancora a marzo la prima volta, poi insomma poi si frequentavano comunque in tutti questi 2 o 3 anni, cioè lei che la loro relazione, che io sappia, insomma non le ha toccato neanche mai con neanche un cappello. Filippo, amore torna a casa, queste le parole davvero struggenti del papà di Filippo, pronunciate soltanto ieri, prima appunto di questa notizia che vi abbiamo riportato, l'iscrizione di Filippo Turetta nel registro degli indagati per tentato omicidio. Adesso ci occupiamo della zona nord del Veneto, le ricerche sono concentrate anche lì e a Longarone c'è la nostra Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Cristian. Stefano sta inquadrando il posto di comando avanzato dei Vigili del Fuoco assieme ai rappresentanti dei Vigili del Fuoco del comando provinciale. Ci sono anche le unità cinofile che sono arrivate poco fa e che hanno sistemato il loro furgone proprio qui in quest'area che è la zona industriale di Longarone. Siamo nella località di Vajont, la località storica dove una volta sorgeva Vajont, che fu cancellata dal disastro 60 anni fa, e davanti a noi ci sono i cartelli di indicazione stradale. Da una parte si accede alla Valcellina e quindi alla diga del Vajont e quindi alla Friuli Venezia Giulia, a Pordenone e Clout, dall'altra parte invece sulla destra si ritorna a Belluno verso Provagna, Dogna e Soverzene. Questa mattina il Piave, proprio di fronte alla fiera, il quartiere fieristico di Longarone, è stato sorvolato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco, un volo basso, orizzontale, proprio quasi a pelo dell'acqua, per cercare di ritrovare qualche traccia dei 2 ragazzi, di Filippo e di Giulia. Noi sappiamo che proprio da ieri sera la prefettura di Belluno è stata interessata nelle ricerche e quindi solo ieri sera ha lanciato il protocollo di ricerca scomparsi che ha attivato evidentemente una serie di procedure. Questa del posto di comando avanzata è una delle tante. Sappiamo che ieri l'elicottero ha sorvolato la vallata Zoldana, in particolar modo la zona della passerella di Igne, poco sopra Longarone, e ci sono dei punti fermi sui quali le indagini si sono concentrate. Innanzitutto il rilevamento della targa, oltre all'unico frame fissato da una telecamera che vi abbiamo mostrato e che avete mostrato ieri in esclusiva. Qui parliamo esclusivamente di un allert in relazione al passaggio della targa. L'allert delle 3 di notte a Piancavallo, frazione di Aviano. Piancavallo in linea d'aria è vicinissimo, quasi confinante alla zona dell'area del Cansiglio, del Bosco del Cansiglio, dove nei primissimi giorni le ricerche si sono concentrate. Quindi a cavallo
cavallo fra la provincia di Treviso, quella di Belluno e il vicino Pordenonese, sapete lì esserci il Monte Cavallo. Da Piancavallo alle 3 di notte è plausibile che l'auto abbia percorso tutta la vallata del Vajont, abbia attraversato proprio questa zona davanti a noi e quindi il ponte che oltrepassa il Piave, che sbuca sulla 51 di Alemagna e che prende due direzioni, strada che prende due direzioni. Dal centro di Longarone si procede verso la Val di Zoldo ed è alle 7:37 di domenica mattina che la targa è stata rilevata a Palafavera di Val di Zoldo, località rinomata, località sciistica della vallata zoldana. Da lì, per arrivare alle 9:07 a Ospitale, poco sopra Cortina, sicuramente l'auto ha percorso il passo Cibiana. Dal passo Cibiana è sceso e sicuramente l'auto è scesa, ha imboccato nuovamente la 51 di Alemagna per risalirla verso il passo di Cimabanche. 9:07 il rilevamento della targa da parte di una telecamera che non fa parte del circuito delle telecamere, diciamo così, dei targa system pubblici, ma è una telecamera di sorveglianza del locale, del ristorante che porta proprio il nome della località, quindi Ospitale. Lì alle 9:07 la targa viene intercettata. Da lì compatibilmente al percorso, pochi chilometri si arriva al passo di Cimabanche, dal passo di Cimabanche a Dobbiaco e a San Candido. A San Candido alle 9:30 un'altra volta l'auto viene intercettata e quello ufficialmente, secondo quanto riferiscono fonti investigative, quello è l'ultimo rilevamento ufficiale del passaggio della targa della grande punto nera guidata da Filippo Turetta. Questo per dirvi che da ieri le ricerche si sono concentrate anche nella zona dell'Alta Val Pusteria con carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino e guardia di finanza, che si sono spinti anche in Val Fiscalina, che è vicino alla zona delle Tre Cime di Lavaredo, una zona che Filippo Turetta conosceva molto bene per i suoi sentieri e anche per la sua amata attività di orienteering, che è quella pratica di cammino, di percorsi in montagna che si fanno senza l'utilizzo di mappe. Ecco, questo è quanto vi possiamo riferire relativamente alle ricerche ufficiali in provincia di Belluno e nella vicina Alta Pusteria, oltre a dirvi che ieri, proprio in relazione a quell'avvistamento, le ricerche avevano fatto sì che l'ambasciata italiana avesse mobilitato anche i consolati austriaci per dare un alert relativamente alle ricerche di questa auto. Questa mattina proprio qui ci ha raggiunto il sindaco di Longarone, Roberto Padrin, che è anche presidente della provincia. A lui abbiamo naturalmente chiesto un commento su questa davvero drammatica vicenda che sta tenendo tutti da 6 giorni con il fiato sospeso, ma a lui abbiamo chiesto anche qualche chiarimento in più relativamente al sistema di collegamento, ai collegamenti dei rilevatori di targhe. Questa zona ne è disseminata nel vero senso della parola, senza contare che la 51 di Alemagna, con quei pali che oramai da 2-3 anni fanno bella mostra lungo il cammino, che non sappiamo se essere funzionanti perlomeno al momento, ecco, quelli dovrebbero garantire comunque un controllo, un rilevamento delle targhe, un monitoraggio del traffico. Abbiamo chiesto anche conto sul motivo per il quale questi sistemi non sono collegati fra loro. Vi lascio perciò a questa intervista al sindaco di Longarone Roberto Padrin, poi la linea può tornare allo studio, se ritieni siamo qui per darvi altri aggiornamenti. Cristian.
Questa ormai purtroppo è una storia che è diventata di dominio pubblico e il primo pensiero va ovviamente ai familiari di questi due ragazzi che ovviamente più passa il tempo e più le speranze diminuiscono. Purtroppo abbiamo già vissuto questa terribile vicenda qualche giorno fa con il nostro vigile del fuoco Walter, che poi è stato ritrovato dopo alcuni giorni. Io mi auguro che questa follia possa chiudersi nella maniera migliore, ma è chiaro che, come dicevo, più passa il tempo più è difficile. È chiaro che è una storia tristissima, una storia fatta ora di ricerche incessanti, in posti anche diversi, e mi auguro che nel più breve tempo possibile possano trovare qualche soluzione, possano veramente venire alla luce qualche risultato, insomma. Vigili del fuoco sono qui da questa mattina attorno alle 7, ieri il dispositivo della ricerca persone della prefettura di Belluno è stato ufficialmente attivato su ordine della procura di Venezia. Noi ieri in esclusiva siamo riusciti a mostrarvi un frame, l'unico per il momento, l'unica immagine che riprende, seppur sgranata, l'auto, la grande punto di colore nero guidata da Filippo Turetta. Questa è l'unica immagine, Padrin, che in questi 6 giorni ci è arrivata. Per il resto sono arrivati semplicemente le segnalazioni dei rilevatori di targa, i targa system, che sono diffusissimi sul territorio, pur se non in collegamento fra loro, perché ci vorrebbe di fatto un consorzio fra le polizie locali oppure fra le stesse amministrazioni. Ma qui ne abbiamo uno anche nel nostro comune, quel famoso, io mi ricordo di quella macchina rossa che fu poi individuata nel passaggio proprio qui, e quindi anche noi siamo attivi con il nostro ufficio di polizia locale, con la stazione dei carabinieri di Longarone, per cercare di guardare le immagini, se possono trovare appunto il passaggio di questa macchina. Finora però nulla. Al momento non abbiamo nessun riscontro purtroppo, e quindi l'ultima rilevazione è quella tra sabato e domenica, e dopodiché almeno per quanto riguarda il nostro territorio niente. Mi pare che però le ricerche stiano proseguendo anche qui e speriamo di saper qualcosa, insomma, a breve. Questa dunque è la situazione sul fronte nord. Vi ho mostrato, vi rimostro questa foto mentre parlava Tiziana Bolognani, Filippo e Giulia durante una loro escursione in montagna, un'immagine che ovviamente in queste ore fa rabbrividire, non ci sono altre parole. Ci colleghiamo con Valentina Visentin che si trova a Torreglia con Federico Civoto. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno, siamo di nuovo all'esterno della casa dove abita la famiglia Turetta. Sembra che sia in corso la perquisizione all'interno della stanza e della casa di Filippo. Questa mattina molto presto sono arrivati alcuni uomini delle forze dell'ordine in Borghese per le perquisizioni. Ricordiamo che già la famiglia di Filippo aveva consegnato il PC del ragazzo ai carabinieri di Teolo, e quindi queste perquisizioni molto probabilmente sono dovute al fatto che è stata aperta l'inchiesta e che Filippo risulta al momento indagato per tentato omicidio, e questo consente di fare ulteriori accertamenti. Ecco, quindi si potrà scavare, utilizziamo questo termine giornalistico, nella vita di Filippo, quindi si potrà andare oltre, grazie a questa iscrizione nel registro degli indagati, oltre l'immediato sostanzialmente, Valentina? Sì, è così, perché insomma si cerca ovviamente di acquisire più informazioni. Ieri i genitori sono stati di nuovo per alcune ore sentiti dai carabinieri in caserma, anche per ricostruire quelli che sono i luoghi più conosciuti da Filippo. Ci hanno confermato che aveva dei contanti con sé e che conosce bene alcune zone del Pordenonese, dove oggi appunto si stanno concentrando le ricerche. Il papà ci ha detto che lui non ha mai fatto del male a Giulia, che Giulia era tranquilla di uscire con lui. Questa ovviamente è la versione dei familiari di Filippo. Tutt'altra versione è quella invece fornita da Elena, la sorella di Giulia, che invece parla di un carattere del ragazzo più possessivo nei confronti
di Giulia, e soprattutto di questo rapporto dovuto all'università, insomma, del percorso universitario condiviso, un percorso universitario che proprio con la laurea di Giulia si sarebbe potuto interrompere. Ecco, Valentina, resta per un attimo collegata, che mostriamo questo video, questo è l'elicottero che sta sorvolando in questi secondi, in questi minuti il lago di Barcis, quindi siamo nella provincia di Pordenone. Come vi dicevo, tutto il nord-est è mobilitato per trovare questi due ragazzi. Valentina, ti voglio fare una domanda specifica, che poi è la domanda che ha fatto anche Ilaria Marchiori all'avvocato Stefano Tigani. Che tu sappia, le due famiglie si sono parlate in queste ore? Ecco, questo non lo sappiamo di sicuro, hanno avuto questo contatto il giorno in cui è stato fatto l'appello condiviso e quindi si sono incontrate e si sono parlate. Ovviamente quello che possiamo dirvi è, come abbiamo visto i genitori di Filippo ieri, una famiglia veramente molto scossa, il papà aveva la voce che tremava, quindi c'è una famiglia che sta soffrendo, ci sono due famiglie che stanno soffrendo tantissimo in questi giorni. Valentina, io ti ringrazio, grazie davvero per tutti gli aggiornamenti, torneremo a collegarci anche con te, con Torreglia. Grazie Valentina, grazie Federico Cibotto. Noi fra poco torneremo a collegarci con Daniela Sizia e Simone Merlo, andremo a vedere quello che sta accadendo sul Piave, sulle sponde del Piave a Maserata. Prima però vi faccio sentire alcune riflessioni fatte dai trevigiani proprio su questa vicenda. L'angoscia riguarda davvero tutti, è un'angoscia collettiva. Angosciante, sì, anche perché per quanto possa valere dalle foto sembrano ragazzi normalissimi, brava gente, e quando succedono queste cose qua lasciano sempre un po' di amaro in bocca, secondo me, sperando che tutto si risolva per il meglio. Tornate a casa se ci state ascoltando, perché i vostri genitori vi vogliono bene, le persone che vi vogliono bene vi vogliono con loro. Credo siano nei pensieri di tutti, veramente di tutti, ma non solo della zona, ma di tutto il Veneto. Io vado a Venezia, vado a Padova e sento in treno sempre che i giovani ne parlano, e quindi speriamo veramente che possa finire nei migliori dei modi e preghiamo tutti per loro, veramente. Angoscia e speranza, ma anche preghiera per Giulia e Filippo. A Treviso, così come in tutto il Veneto, il pensiero è per questi due giovani. È il momento degli interrogativi, anche quelli più dolorosi. Chissà dove l'ha portata, chissà questa dov'è, chissà che non l'abbia fatta del male, quello che, anche perché comunque si fidava di questa persona, e uno non lo sa mai perché tutti dicono state attenti al vostro ultimo appuntamento, non andate all'ultimo appuntamento. Non puoi saperlo. Infatti io spero che li trovino, perché non so, spero che a lei non sia successo niente, perché è giovanissima, ha una vita davanti. Anche dal mio punto di vista sono un po' perplesso, cioè più verso la parte negativa, ecco. Abbiamo l'età di Giulia, giù di lì, insomma, quindi è una situazione che anche a noi giovani fa veramente molto pensare. Persone che noi pensiamo essere fidate magari a volte ci sorprendono. Sicuramente quando una relazione viene chiusa, lasciarla perdere, non andare avanti, basta. Quando una cosa si chiude, rispetta te stessa, non tanto quello che vuole il tuo ex. Queste le riflessioni dei trevigiani. Siamo in grado di collegarci con Daniela Sizia e Simone Merlo. Daniela, dove ti trovi? Buongiorno Cristian, siamo a Salettuol, alle mie spalle, di là c'è il Piave. Noi siamo venuti fin qua perché un mezzo dei vigili del fuoco ha percorso questa stradina, è andato dietro a vedete, a quella zona lì dove ci sono gli alberi, e si sta battendo a tappeto anche tutti i campi, tutte le aree verdi, oltre che al Piave. E questa è la zona dove probabilmente è passata la macchina di Filippo, e loro stanno
stanno infatti ripercorrendo attraverso i rilevamenti delle target system, stanno proprio percorrendo quella strada, fermandosi in tutte le zone dove potrebbe essersi fermato il ragazzo. Poco fa appunto abbiamo visto il mezzo, altri mezzi sono sul Piave, nella zona del primo ponte a Salettuol, dove davvero battono a tappeto pezzo per pezzo quest'area verde, proprio alla ricerca di qualsiasi tipo di indizio. E qui, come vi dicevo, l'auto di Filippo è stata rilevata domenica notte, e poi ovviamente da qui si è spostato, si pensa, però qui è stata rilevata, qui si stanno battendo a tappeto e i vigili del fuoco ci hanno detto che rimarranno, se non riescono a finire, anche nella giornata di domani. La polizia e i carabinieri stanno battendo a tappeto altre zone, mentre ovviamente i mezzi attrezzati del vigile del fuoco, tutta la zona del Piave. È davvero sono davvero dei controlli fatti minuziosi, proprio nella speranza di riuscire a trovare qualcosa per dare proprio delle risposte alle 1000 domande, soprattutto che si stanno ponendo le famiglie in queste ore di grandissima angoscia. Anche qua i cittadini, quando ci hanno visto arrivare, hanno visto arrivare i vigili del fuoco, insomma si sono domandati: ma com'è possibile, ma davvero era passato di qua? Eppure questa è una delle strade che lui ha percorso, e quindi, siccome probabilmente dall'entrata di Macerata, quando è uscito, forse c'è stato qualche ritardo, potrebbe essersi fermato, e quindi si sta davvero battendo a tappeto tutto. Io non posso farvi vedere il mezzo perché è andato lì dietro poco fa, e ci sono dei mezzi dei vigili del fuoco che invece si trovano sul Piave, dove noi stesso probabilmente ci sposteremo in quella zona. Cristian, se tu non hai domande, io ti ringrazio. Grazie davvero, Daniela Sizia con Simone Merlo. Si sta battendo palmo a palmo anche il Piave, soprattutto il Piave, e non solo. Prima avete visto a Codissago, quindi nella zona nord, la nostra Tiziana Bolognani. Avete visto anche le immagini delle perlustrazioni in corso sul lago di Barcis. Questa è l'apertura del Gazzettino.it, che fa un po' il punto. Filippo indagato per tentato omicidio, test del DNA su sangue, capelli e vestiti, sommozzatori nel lago di Barcis. Ma noi abbiamo davvero tantissima cronaca da tutto il Veneto. C'è uno sciopero in corso, 7.000 i manifestanti a Padova, dove c'è stato un incendio nella notte, 60 le persone evacuate in un condominio alla Guizza, ma ve lo raccontiamo fra qualche istante, subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta. Abbiamo dedicato tutta la prima parte di questa edizione alle ricerche di Filippo e Giulia, con la novità del giorno, l'iscrizione nel registro degli indagati di Filippo Turetta per tentato omicidio. Ritorneremo fra poco, ma c'è tanta cronaca in tutto il nord-est di cui dobbiamo darvi conto. A Padova, alla Guizza, nella zona della Guizza, l'incendio che è divampato questa mattina. 60 le persone evacuate, 20 gli intossicati. Il reportage di Francesco Ratai. E delle urla, e abbiamo sentito poi le ambulanze e tutti arrivare, insomma. Abbiamo sentito gente che urlava. Ecco. Molto spavento. Sì, beh, insomma, parecchio, perché non capivamo da dove arrivava questo. Dopo abbiamo visto, aprendo le persiane, abbiamo visto che era il condominio di fronte, insomma. Fiamme e urla nella notte in via Pascoli, in zona Guizza Padova. Verso le 5, da un appartamento al terzo piano, sono scaturite le fiamme. 24 le persone ricoverate nei pronto soccorsi tra la città e la provincia. 6 sono i bimbi portati in pediatria. Nessuno, fortunatamente, è in pericolo di vita. La paura però è stata tanta. C'era fumo quando mi sono svegliata, con un battito in porta, e c'era fumo, tanto fumo, e
Loro sono andati giù al terzo piano, hanno preso i bambini, e hanno preso anziani, li hanno portato via tutti in ospedale. Sì, in ospedale li hanno portato. Sì, io ero in casa e dopo sono venuti i vigili e mi hanno portato giù. La probabile causa dell'incendio, un cortocircuito all'interno di un appartamento vuoto perché l'inquilino era al lavoro. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, arrivati anche da Abano e Borgorico, il personale del SUEM e la polizia scientifica che ha svolto i rilievi per capire l'origine del rogo. Il fumo ha riempito le scale costringendo all'evacuazione di 60 persone. L'incendio ha interessato gran parte dei vani dell'unità abitativa e propagando i fumi nei vani dello stesso piano, sul vano scala e sugli appartamenti superiori, e quindi c'è stato un intervento massiccio delle squadre del comando di Padova. I vigili del fuoco hanno lavorato ore per spegnere l'incendio e bonificare l'area. Sono in corso di valutazione i danni alla struttura. Per ora si pensa ad un piano per accogliere le famiglie sfollate. Posto che ci è appena stato comunicato che nell'immediatezza non sarà possibile farli rientrare negli appartamenti, non solo quelli più pressantemente danneggiati, ma anche quelli che hanno subito danni o per l'acqua o per il fumo, c'è un problema sugli impianti elettrici, quindi adesso ovviamente noi ci siamo, tutti quelli che potranno essere accolti da amici e parenti chiaramente verranno attivati, molti in questo momento sono anche in pronto soccorso, quindi chiaramente i nostri servizi sociali sono presenti. E quella di oggi è una giornata di sciopero, disagi in tutto il nord-est, dai trasporti alla sanità. A Padova la manifestazione regionale dei sindacati di CGIL e UIL, 7.000 i manifestanti. Oggi veramente è una bella manifestazione, ma è bellissima l'adesione allo sciopero nei luoghi di lavoro. Oggi è la prima giornata della mobilitazione nei settori del pubblico impiego, nei trasporti, nella scuola e nelle poste e nei consorzi di bonifica. La prossima settimana, venerdì prossimo, abbiamo lo sciopero di tutti i settori con le manifestazioni in tutte le piazze. Contro la manovra, contro una manovra sbagliata che non dà risposte alle persone sul reddito, sui salari e sulle pensioni, che riduce ancora una volta il finanziamento sulla sanità. Sciopero generale, funzione pubblica. Questo governo massacra sempre i soliti, lavoratori, lavoratrici, pensionate, non ha un minimo rispetto di chi è l'ossatura portante di questo paese. Quello che conta per noi è intervenire sull'evasione, ridurre l'elusione, evitare che i giovani vadano in pensione a 71 anni, cioè fare quelle cose che fanno un paese democratico e non un paese incivile. Ecco perché siamo in piazza, è la nostra, come dire, DNA, essere qui per dire che queste cose non vanno bene e diciamo basta, basta, basta. Siamo qui a manifestare anche noi precari, purtroppo che ci troviamo in una situazione che degenera di anno in anno purtroppo, e la nuova legge di bilancio non ci dà nessuna certezza e sicurezza e buone notizie. Noi siamo con i lavoratori delle poste, un'azienda sanissima che sta molto bene, che però applica un sacco di precarietà e rischia anche lo spezzatino, cioè la privatizzazione. Noi siamo contrari, oltre al fatto che nelle buste paga dei lavoratori non è vero che arriveranno i 100 euro in più di cui parla la Meloni, e sulla riforma Fornero si fanno dei passi indietro.
Prima di andare nuovamente in pubblicità vi mostro questa immagine all'apertura del Mattino di Padova. Ragazzi scomparsi, Filippo Turetta indagato per tentato omicidio. È la notizia di queste ore, è la notizia del giorno mentre proseguono, ve lo abbiamo raccontato, le ricerche in tutto il nord-est. Fra pochissimo mi raggiungeranno qui in studio Andrea Ferrazzi e il giudice della Corte Costituzionale Luca Antonini. I temi dell'ambiente, come sempre, come ogni venerdì, in primo piano. A fra pochissimo. Di nuovo in diretta i temi dell'ambiente in primo piano come ogni venerdì alle 13. Qui con me Andrea Ferrazzi, presidente dell'associazione Persone Ecologia Reti. Buongiorno, Ferrazzi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. E buongiorno all'ospite di oggi, al professor Luca Antonini, giudice della Corte Costituzionale. Un piacere. Buongiorno a giudice. lei e ascoltatori. Buongiorno, benvenuto su Antenna 3. Oggi parliamo di ambiente e come sempre, come ogni venerdì, ma di una svolta epocale, storica che c'è stata in Costituzione da 1 anno e mezzo a questa parte più o meno, e oggi ci concentreremo sulle conseguenze già in atto di questa importante modifica legislativa che è andata a cambiare, a integrare in maniera molto importante l'articolo 9 della Costituzione. Come sapete, gli articoli fondanti il nostro ordinamento sono i primi 12 articoli della Costituzione, e questa modifica voluta da Andrea Ferrazzi quando era senatore della Repubblica ha introdotto dei nuovi principi che oggi hanno il valore, il rango costituzionale, il valore di principio costituzionale. Facciamo un passo indietro, Ferrazzi, e ritorniamo al febbraio del 2022. È stata una data importante. Il 22 febbraio è stata iscritta nella Gazzetta Ufficiale del nostro Paese la legge costituzionale numero 1, che ha registrato la modifica della Costituzione in chiave della sostenibilità, non solo dell'ambiente, perché sostenibilità è una cosa più ampia, cioè sostenibilità vuol dire future generazioni, vuol dire pensare a uno sviluppo economico che tenga insieme la sostenibilità ambientale, quella appunto economica e ovviamente anche la sostenibilità sociale, e quindi è la capacità di pensare un futuro diverso, un futuro migliore, un futuro che crei prosperità, ricchezza, benessere e posti di lavoro. Abbiamo modificato l'articolo 9 all'interno di un comitato ristretto, all'interno anche questo della Commissione Affari Costituzionali del Senato, un comitato di 7, naturalmente mesi di lavoro, di approfondimento, di studio, anche di analisi comparata. Qui adesso il professor Antonini saprà spiegare anche molto meglio di me le ricadute anche in altri casi, in altre Costituzioni europee, cosa questo ha voluto dire per loro e cosa vorrà dire per il nostro Paese. Abbiamo inserito che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni, cioè noi abbiamo pensato, abbiamo voluto iscrivere nella Costituzione che il creato non ci è stato dato in proprietà, ma ci è stato prestato in modo tale che noi lo possiamo consegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti almeno nelle stesse condizioni in cui l'abbiamo ricevuto, perché dobbiamo essere responsabili non solo degli interessi di oggi, ma anche quelli di domani. E poi l'articolo 41 in cui abbiamo inserito che naturalmente l'attività economica è libera, ma non può naturalmente creare danno alla salute e all'ambiente, e quanto vuol dire nel nostro Veneto, per esempio, l'esempio dei PFAS è paradigmatico, quanto vuol dire questo lo sperimentiamo ogni giorno. E poi ci arriveremo con calma. Io, Ferrazzi, mi soffermerei, approfittando della presenza illustre del professor Antonini, su questo nuovo articolo 9. Lei lo ha citato, ma lo rilego a beneficio di chi è a casa. Il nuovo articolo 9 prevede che la Repubblica tuteli l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni, e queste sono le stesse parole utilizzate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'atto del suo insediamento davanti ai grandi elettori, quindi hanno un senso anche profondo istituzionale. Vedo che lei ha colto proprio questo passaggio che in pochissimi avevano colto. Io ero proprio in aula alla Camera quel giorno con tutto il Parlamento unito, e il Presidente Mattarella ha voluto proprio
inserire nel suo discorso le parole testuali e ha rimarcato appunto la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi. Anche qui non solamente l'ambiente inteso come patrimonio naturale, e nel momento in cui tu fai un danno al patrimonio faresti un danno solamente di carattere economico patrimoniale, ma ambiente come ecosistema e biodiversità, cioè la culla della vita. E dunque se tu fai un danno all'ambiente crei un danno esistenziale a tutti gli esseri viventi e all'uomo in primis. E quindi non c'è nessuna dicotomia, distanza tra l'ambiente e l'uomo. Per questo abbiamo sostantivato la parola ambiente aggiungendo appunto gli ecosistemi, la biodiversità, dicendo che è un valore assoluto, un valore fondamentale appunto nei principi fondamentali. E poi naturalmente le future generazioni. Ecco, professor Antonini, io vorrei da lei una riflessione proprio su questa svolta storica, perché così la possiamo definire, è la prima volta nella storia repubblicana che si mette mano alla prima parte della Costituzione, quindi ha un peso specifico tutto ciò. È un grande peso specifico perché introduce una parola che nel 1948 non era stata considerata. Nel 1948 non c'era il problema dei cambiamenti climatici, evidentemente era un contesto molto diverso. E i costituenti parlavano solo di paesaggio e paesaggio è una versione, diciamo, estetizzante, è l'estetica del paesaggio. Certo che però la nostra Costituzione ha un grande valore, cioè è capace anche di futuro. In tutta la storia nostra noi vediamo che la Costituzione ha saputo anche anticipare i tempi. Infatti la Corte Costituzionale, applicando l'articolo 9, è arrivata a tirare fuori la parola ambiente, quindi la parola ambiente non era una novità. Però sicuramente è una novità l'inserimento nell'articolo 9, fra i principi fondamentali, e una novità anche l'interesse delle future generazioni. Questo è un altro valore molto importante perché i beni comuni come l'ambiente sono beni fragili, cioè basta poco per rovinarli e quando li rovini li hai rovinati per sempre e quindi evocano appunto il diritto delle future generazioni. C'è stata un anno e mezzo fa un'importante sentenza della Corte Costituzionale tedesca, il caso Neuenberg, dove la Corte tedesca, che era stata sollecitata all'intervento da ricorso diretto, da noi in Italia non c'è ricorso diretto, arrivi alla Corte Costituzionale, cioè arrivano da noi tramite un giudizio, quindi ci deve essere un processo che è avviato e poi la questione viene sollevata dal giudice e portata alla Corte. Lì in Germania invece c'è la possibilità del ricorso diretto e quindi erano di alcuni giovani, insieme a altre persone, dei professori universitari, che hanno sollevato la questione sulla legge che era appena stata approvata tedesca sul cambiamento, diciamo, la tutela del clima. E questa legge viene dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale tedesca perché praticamente il budget di emissioni di anidride carbonica a disposizione della Germania veniva ridotto poco fino al 2030 e poi lo si scaricava dal 2030 in poi veniva scaricato moltissimo lì, quindi l'obbligo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica era a carico poco della generazione presente, moltissimo della generazione futura. E la Corte Costituzionale dice questo non va bene, quindi costringe il Parlamento tedesco a ritornare su questa legge e a porre anche alla generazione presente un onere ben più elevato di riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Quindi l'interesse delle future generazioni. Anche la sostenibilità generazionale. La sostenibilità, ma tenga presente che è interessante perché la futura generazione in genere, anche qui, è una generazione molto debole. Potrebbe non esistere ancora. Come fa a valere i propri diritti se ancora non esiste? La Corte Costituzionale che diventa? Un giudice del futuro. Quindi è una questione molto delicata, però è emblematico questo caso dove la Corte tedesca dà applicazione a questo interesse delle future generazioni, proprio perché appunto il bene comune dell'ambiente è un bene fragile e noi dobbiamo tutelarlo anche nella prospettiva di chi ancora non c'è che dovrà arrivare, no? Possiamo dire che questa modifica, questa integrazione costituzionale ha consentito
alla Costituzione materiale di collimare con la Costituzione formale? Sì, assolutamente sì. Certo, ha formalizzato quello che da un certo punto di vista c'era, però l'inserimento nell'articolo 9 secondo me ha anche un valore simbolico, dà un carico assiologico anche importante al valore dell'ambiente. Io per esempio ho redatto una sentenza in cui c'erano degli incentivi che venivano dati a chi costruiva i termovalorizzatori, no? E a un certo punto c'era una legge dell'Emilia Romagna in cui l'incentivo non andava solo all'impresa che costruiva il termovalorizzatore, ma anche alla collettività, sotto forma di riduzione per esempio dell'imposta sui rifiuti, della Tari, no? della Tari. E c'era stata chi aveva detto no, questa deve andare assolutamente solo a chi è un incentivo a chi costruisce termovalorizzatori e non alla collettività. E la sentenza, quella sentenza che è dell'anno scorso, che è la prima che evoca il nuovo articolo 9 della Costituzione, dice guardate che la tutela dell'ambiente è una responsabilità di tutti, quindi è giusto che anche una parte di quell'incentivo vada alla collettività, perché per esempio puoi fare il termovalorizzatore, ma se la gente non si impegna seriamente, per esempio nella raccolta differenziata, è il termovalorizzatore che brucia, no? Non funzionerà, quindi è una responsabilità diffusa e questo secondo me è un segnale importante, perché la tutela dell'ambiente dipende da tanti piccoli comportamenti quotidiani che noi possiamo decidere di tenere o di non tenere. Per esempio, non so, ti fai la doccia e risparmi un po' di acqua calda, oppure stai attento a non sporcare troppi piatti quando cucini, oppure se c'è una luce accesa vai lì la spegni. Cioè la tutela dell'ambiente, di questo bene fragile, dipende tantissimo da una responsabilità diffusa e collettiva. Quindi non siamo nell'iperuranio giuridico, chiamiamolo così, no. ma stiamo proprio intervenendo su piccoli comportamenti. Ci sono delle ripercussioni. Delle ripercussioni. L'altra cosa interessante è che noi non siamo un'autarchia, no? L'autarchia può imporre con la forza un determinato obiettivo, noi invece siamo una democrazia, la democrazia non può usare la forza per imporre un obiettivo. Per esempio la legge sul divieto di fumare nei luoghi pubblici non è stata osservata perché tanto c'era la sanzione, ma per noi ci siamo convinti in fondo che fumare faceva male al mio prossimo e io non dovevo danneggiare una persona col fumo passivo. E c'è stato un adempimento spontaneo, non tanto perché c'era la sanzione, ma ci siamo convinti che faceva male fumare. Io per esempio ho smesso di fumare, ma perché comprendevo che faceva male a me e alle persone che avevo vicino. Quindi la responsabilizzazione, questa è una cosa importantissima che noi dobbiamo capire, cioè di fronte ai cambiamenti climatici non ci sarà una legge che ci obbliga. Questo potrebbero farlo le dittature. Noi siamo una democrazia. Ci sarà una legge che ti suggerisce soprattutto un comportamento e la tua responsabilità aderire a questo comportamento. Con il giudice costituzionale che già comunque sta applicando questi principi nella prassi, certo. Allora, Ferrazzi, torno da lei, ritorniamo sull'articolo 41 che lei prima ha citato, anche questo merita di essere esplicitato. La modifica costituzionale introduce quindi delle integrazioni all'articolo 41, quello comunemente chiamato della Costituzione economica. Il testo originario prevedeva che l'attività economica privata fosse libera, ma tale da non recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Ora si prevede che non deve recare danno nemmeno alla salute e all'ambiente e qui veniamo anche ai fatti di casa nostra, Ferrazzi. Ma sai, già il testo che ha letto racconta che il padre costituente aveva naturalmente difeso la libertà economica, ci mancherebbe, io sono tra l'altro figlio di un piccolo imprenditore veneto, quindi capisco benissimo cosa significhi questo, però non lo considerava un diritto assoluto, ma lo relativizzava, nel senso che diceva naturalmente l'iniziativa economica è libera, ma non può recare danno, diceva, alla sicurezza della persona, alla dignità della persona. Cioè la persona prima, diciamo, delle leggi economiche, la persona come fine, potremmo dire, delle leggi economiche, l'economia come strumento per la dignità, la libertà e la realizzazione della persona. Una grandissima visione. Quando il professor Antonini diceva che i padri costituenti hanno pensato a una Costituzione che guardava avanti pur non avendo scritto esplicitamente il termine future generazioni, racconta questo. Quando ho presentato il mio libro in Senato insieme al presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato, lui ha detto esattamente questo. Non è che per la prima volta parliamo di future generazioni.
introduciamo il termine future generazioni ed è un passaggio fondamentale, ma la Costituzione guarda avanti ed è giusto che sia. E noi abbiamo aggiunto però che l'iniziativa economica libera non può recare danno alla salute e all'ambiente. Prima ho citato il caso dei PFAS nel nostro Veneto. E nel nostro Veneto la produzione di questi materiali, diciamo, chimico-sintetico, cioè che non esiste in natura, è stato prodotto dall'uomo, ha comportato un inquinamento talmente grande che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite, che è venuto in visita allo stesso, ha fatto un'indagine delle Nazioni Unite sullo stesso, l'ha definito il più grande inquinamento ambientale nella storia d'Europa. Io da vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie ho guidato una indagine di un anno su quello che è successo. 350.000 veneti sono stati contaminati. Le falde acquifere sotto le province di Padova, Vicenza soprattutto, Vicenza, Padova e Verona, la grande falda acquifera, la seconda d'Europa, grande come il lago di Garda, talmente inquinata che anche per fini agricoli stiamo adesso costruendo un tubo sotterraneo che va a prendere l'acqua dall'Adige per portarlo lì. A questi livelli siamo arrivati e costa 80 milioni di euro di soldi pubblici. Cioè un inquinamento fatto dai privati per motivi speculativi ha comportato che il pubblico, oltre alle disgrazie sanitarie illimitate da ogni punto di vista, innanzitutto della salute e della sicurezza e della dignità umana, anche le ricadute economiche dirette. Allora, vede, quando noi difendiamo la salute, difendiamo anche l'economia, difendiamo la spesa pubblica, difendiamo certamente la dignità della persona, che già il Padre Costituente aveva messo al centro della Costituzione stessa, ma difendiamo anche le prerogative economiche, perché è solo un'economia sostenibile che è un'economia durevole, competitiva, che crea sviluppo che resta nel tempo. E questo l'abbiamo rimarcato all'interno dell'articolo 41 della Costituzione. Questa svolta potrebbe cambiare anche il corso degli eventi sul caso PFAS? Beh, sul caso PFAS adesso è in corso un processo, come lei sa benissimo, presso la Corte d'Assise del Tribunale di Vicenza, in cui i capi d'accusa sono disastro ambientale, avvelenamento e anche reati di natura, diciamo, patrimoniale. E quindi naturalmente adesso lasciamo ai giudici fare il loro mestiere e vediamo che cosa succede. Io spero che questa modifica della Costituzione garantisca soprattutto il fatto che non ci siano più casi di questo tipo nel nostro Paese, perché non sono casi nuovi. Vede, quello che è successo da Trissino in poi, dal punto di vista geografico, era già successo negli Stati Uniti. È stato chiamato a testimoniare l'avvocato Billot dagli Stati Uniti 2 mesi fa, proprio durante questo processo. Billot è stato colui che ha acceso tutto l'atto, diciamo, giudiziario negli Stati Uniti 20 anni fa su un fatto del tutto identico, analogo, diciamo. Lì c'era la DuPont, una grandissima azienda multinazionale della chimica. La class action, che poi è stata attivata da Billot, l'ha portata a una divisione, quasi un fallimento dell'azienda. Biden ha citato nel suo discorso di investitura da Presidente degli Stati Uniti PFAS come questione centrale e ha messo a capo dell'Agenzia federale per l'ambiente uno di coloro che aveva combattuto contro i PFAS, capisce? Cioè stiamo parlando di questioni di questo tipo. Era il tempo che anche in Italia si facesse un passo in avanti per la salute, per la sicurezza e anche per aiutare le decine di migliaia di imprese che sono attente all'ambiente, sono attente al rispetto dei clienti, dei fornitori, del territorio, delle comunità locali, perché poi chi inquina spesso lo fa al di là della legge, al di là delle norme, quindi anche dal punto di vista economico è una diseconomia, come si dice. Professor Antonini, chiaramente non la voglio tirare per la giacchetta, c'è un processo in corso, quindi lungi da me tirare in ballo un giudice della Corte Costituzionale che da questo punto di vista deve essere garante dell'ordinamento della Carta Costituzionale, ma è verosimile, è ipotizzabile che questa svolta nella Carta Costituzionale possa permeare, utilizziamo questo termine, anche il procedimento PFAS in corso?
Beh, è una bella domanda. Io direi teoricamente sì, ma teoricamente sì, anche se va capita la vicenda, perché c'è stato già un precedente importante in cui abbiamo avuto due esiti differenti, e era quello che riguardava l'Ilva di Taranto. Anche lì è stato un grande caso di inquinamento, eccetera. E lì, in un primo momento, c'è stata una prima sentenza della Corte dove i giudici, nonostante il governo avesse riaperto lo stabilimento perché riteneva che fossero state fatte delle bonifiche importanti, eccetera, bloccarono l'Ilva di Taranto, no? E allora la questione arrivò alla Corte Costituzionale, che disse: guardate che nella Costituzione non ci possono essere, questo è il termine esatto, valori tiranni, i valori tiranni, nessun valore tiranno, ma deve essere sempre bilanciato con altri valori. Allora, siccome qui è stata fatta una bonifica importante dal punto di vista ambientale, non si può chiudere l'Ilva pretendendo l'assoluto, perché se chiudi l'Ilva pretendendo l'assoluto tu metti a rischio un sacco di posti di lavoro, no? E quindi crei disoccupazione, c'è il diritto al lavoro, c'è il diritto a non morire di fame, eccetera, eccetera, no? E quindi la Corte in quel caso disse: in questo caso il diritto all'ambiente non può prevalere come un valore tiranno su tutti gli altri diritti, no? Fiat justitia e pereat mundo, fai giustizia e non mi importa se muore tutto il mondo, no? Ma qualche anno dopo la questione ritorna alla Corte perché era caduto un operaio dentro un altoforno ed era morto, no? A quel punto i giudici avevano ribloccato di nuovo lo stabilimento, e questa volta la Corte dà ragione ai giudici, perché fa una verifica attenta e si rende conto che quello che doveva essere fatto non era stato fatto. Allora a quel punto ritorna a vincere il valore dell'ambiente. Ecco, noi siamo sempre di fronte a questi delicatissimi bilanciamenti, quindi non posso sostituirmi ai giudici, eccetera, però dico che c'è già una giurisprudenza che, diciamo, che può orientare, no? Dipende sempre dal caso concreto. L'importante è che non ci sia il valore che diventi tiranno. Certo, con la riforma costituzionale il valore dell'economia non può diventare tiranno, perché è stato espressamente limitato proprio da questo alto valore che è entrato fra i principi fondamentali. Diciamo che l'operazione di bilanciamento che voi siete chiamati ad attuare diventa sempre più delicata. Sempre più delicata, e deve tenere conto che comunque c'è stata la formalizzazione in Costituzione. Un amico Ferrazzi poco tempo fa mi diceva: bisogna stare attenti da un lato agli eccessi dell'ideologia ambientalista, no? E dall'altro ai negazionisti, perché noi spesso oscilliamo fra queste, cioè quello che nega, dice no, io la doccia me la faccio come cavolo mi pare, non mi interessa nulla, eccetera, ma nega il problema, no? Non devo a casa, sono padrone a casa mia, faccio tutto quello che voglio. E già questo è un primo punto di forte negazionismo del problema. Certo. Sembra banale, ma invece è reale, perché poi dopo amplifica, nel momento in cui quello avrà una responsabilità magari imprenditoriale, farà lo stesso ragionamento. E qua subentra la libertà di espressione del pensiero, quindi anche qui... Però quello che volevo dire è, nello stesso tempo, di evitare certi estremi. Adesso, non so, quel regolamento in Europa dove si dice che nel 2030 tutte le case devono diventare almeno di classe energetica D, se lo applichi a Roma radi al suolo metà Roma, perché a Roma ci stanno ancora le case con i vetri singoli, capito? Non c'hanno gli infissi col doppio vetro come magari l'abbiamo qui in mezzo, o come magari ce l'hanno nei paesi del nord Europa. Certo. No? Allora, quindi ci vuole un bilanciamento nel senso della sostenibilità, cioè la sostenibilità è un valore che deve orientare tutto. Certo, la cosa peggiore che possiamo fare oggi è il negazionismo, che oggi secondo me è molto ancora diffuso, e secondo me qui occorre anche un grande lavoro, credo, delle associazioni, per esempio. C'è un'associazione, io per esempio partecipo spesso ai convegni di questa associazione che si chiama Sorella Natura, no? E queste associazioni, che nasce da Assisi, eccetera, ma l'associazionismo per esempio è importante, perché oggi siamo di fronte a una crisi dei partiti, e spesso i partiti ti presentano tesi estreme, radicali, perché non sono più i partiti di una volta che discutevano, parlavano e si arrivava a delle mediazioni, ma vanno sugli estremi, no?
E invece noi abbiamo bisogno anche che si creino dei punti di intermediazione, di mediazione e di educazione alla cultura ambientale. Per esempio il lavoro secondo me delle associazioni diventa molto molto importante da questo punto di vista. E a proposito di educazione, Ferrazzi, parliamo spesso di quanto i nostri giovani siano in qualche modo interessati alla questione ambientale, i Fridays for Future e quant'altro. Secondo lei questa svolta in Costituzione dovrebbe essere comunicata anche nelle scuole? Nel senso che è importante che i giovani che protestano giustamente sappiano che c'è uno strumento a loro favore. Assolutamente sì, lei sa che peraltro proprio in questa trasmissione qualche settimana fa abbiamo accolto e abbiamo discusso con la rappresentante, la portavoce nazionale dei Fridays for Future, proprio per interloquire appunto anche con quel mondo, come diceva il professor Antonini, dell'associazionismo, della realtà, dove non si procede per slogan, ma per approfondimenti, per discussione, anche discussioni forti, ma per trovare una sintesi. Però vede, già nel 2019 votammo, io ebbi l'onore di votare una nuova legge per l'educazione civica nelle scuole. E questa legge dell'educazione civica nelle scuole prescrive che le scuole obbligatoriamente devono insegnare alcune questioni. Il primo è la Costituzione, l'ambiente, la sostenibilità. Cioè già oggi le scuole da anni, devo dire, anche a prescindere dalla legge, molte scuole erano molto avanti, però adesso lo fanno obbligatoriamente, hanno nel curriculum formativo, nel momento formativo, quello stabile durante l'anno, in maniera trasversale, scuole di ogni ordine e grado, il compito di insegnare la Costituzione, la sostenibilità e l'ambiente, perché sono fattori fondamentali in quanto cittadini. La scuola non è solamente, non è l'istruficio in cui ti metto dentro, no. La scuola vuol dire, è il luogo dell'educazione, ex ducere, tirar fuori, è il luogo in cui aiuti la persona a crescere, a pensare in maniera dialettica, non devi solo mettere dentro cognizioni, informazioni. E allora devi preparare i cittadini che sanno vivere nel mondo. E naturalmente il cambiamento climatico, la crisi climatica è l'elemento centrale probabilmente che tutti stiamo vivendo e che vivremo sempre di più. E quindi questo momento formativo è essenziale. Devo anche però dire che molti giovani hanno lavorato per sensibilizzare il mondo. Quanti movimenti giovanili anche nel corso di questi ultimi anni hanno spinto con forza per una discussione pubblica. Cito Greta Thunberg, ma non solamente lei. Quante associazioni giovanili ci sono anche nei nostri territori. Quanti mondi, quante persone attente. Come i giovani hanno proprio, come dire, nel loro DNA la sensibilità ambientale che noi non avevamo, e quindi abbiamo non solo da insegnare, ma io credo molto da comprendere e da apprendere dai giovani. Quindi si sono ascoltati i giovani in questa modifica costituzionale? Beh, insomma, diciamo che il movimento mondiale, in particolare quello dei Friday, che è stato veramente un movimento trasversale, ha scosso Greta Thunberg, la Presidente del Senato Casellati, l'ha invitato ufficialmente e l'abbiamo accolta 3 anni fa in Senato, voglio dire, cioè, nel momento massimo della democrazia, della partecipazione nel nostro Paese, voglio dire, hanno scosso, come altro elemento fondamentale, tutto il lavoro del Papa Francesco, perché nel 2015 la sua lettera enciclica Laudato Si e l'esortazione apostolica che abbiamo discusso qui col priore della comunità di Marango, l'ultima scritta un mese fa, Laudate Deum, va esattamente in quella direzione, cioè un lancio, un messaggio al mondo perché si renda conto che è fondamentale. Mi lasci dire un'ultima cosa, l'accordo tra Biden e Xi Jinping del 3 giorni fa è importante anche sull'ambiente, un accordo di 25 punti, in cui non hanno chiamato cambiamento climatico, ma crisi climatica. E questo è un passaggio fondamentale. Condivide, sì, assolutamente, assolutamente. Io penso che ci stiamo rendendo conto che siamo di fronte a una crisi climatica gravissima, ma che siamo ancora in tempo per rimediare. Questo è il punto cruciale. Siamo ancora in tempo per rimediare se nasce però una responsabilità diffusa e collettiva, sia a livello, diciamo, delle singole persone, sia a livello degli Stati. Quindi il passaggio, sono d'accordissimo che è stato un passaggio fondamentale questo. Meno male. E questi approfondimenti qui su Antenna 3, grazie ad Andrea Ferrazzi, servono proprio a questo. A proposito, Ferrazzi, la prossima settimana ci spoilerà un po' cosa accadrà. Sì, noi raccontiamo di solito sempre l'appuntamento successivo. Verrà l'onorevole
Gava, che è la viceministra per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica, Vania Gava, e con lei discuteremo di come il governo si pone dinanzi a queste operazioni, sapendo peraltro che la settimana successiva al nostro incontro inizierà negli Emirati Arabi la COP28, cioè tutti i 193 paesi delle Nazioni Unite si riuniranno per decidere cosa fare sul cambiamento climatico. Ascolteremo anche le posizioni del governo e cosa andrà a dire lì. Quindi, come sempre, restiamo ancorati al territorio, ma siamo proiettati al mondo e non potrebbe essere altrimenti. Grazie Andrea Ferrazzi, ci ritroviamo venerdì prossimo. Grazie infinite al professor Luca Antonini, giudice della Corte Costituzionale. Grazie. Giudice. Grazie. Io vi ricordo che subito dopo di noi andrà in onda il film Into the White, Prigionieri del ghiaccio, un film da non perdere di Peter Nass. E ovviamente torneremo alle 18:30 ad aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica, a partire ovviamente dal caso dei 2 giovani scomparsi, la mobilitazione delle ricerche in tutto il nord-est, davvero in tutto il nord-est, da Macerata sul Piave a Dobbiaco, il confine con l'Austria, Codissago, il lago di Barcis, con la novità di queste ore, ovvero l'iscrizione nel registro degli indagati di Filippo Turetta, che è accusato formalmente ora di tentato omicidio. Ovviamente tutti gli aggiornamenti a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Grazie alla regia di Alessandro Granziera con Francesca Pezzo, grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Noi ci rivediamo alle 18:30, vi lascio al meteo. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Una veloce perturbazione transita sull'Italia, ma non coinvolgerà direttamente il nostro territorio, dove il tempo si manterrà buono. Vediamo il dettaglio di venerdì 17 novembre. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Locali nevicate in montagna fino a 1600-1800 metri sulle Prealpi e intorno ai 1500-1700 metri sulle Dolomiti. Qualche addensamento in pianura, di notte poi alcune nebbie. Temperature con andamento irregolare, minime sui 2-8 gradi, massime invece comprese tra 12 e 15 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Dapprima avremo tanto sole, a seguire e dunque dal pomeriggio aumento della nuvolosità, ma in genere senza fenomeni associati. Temperature minime fra 2 e 9 gradi, massime sui 12-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancherà qualche nevicata sui confini a nord, condizioni migliori altrove con più sole. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sui 10-12 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.